La casa qui fuori è addirittura mappata come area Iodo, però è nel comune di Caerano e noi siamo in comune di Maser, ed è il soprannome della famiglia Nardi, che non è la mia famiglia. Io per comodità probabilmente della comunità sono Marco Iodo. Siamo entrati in un periodo in cui l'asparago lo fa da padrone. Qui nella tua trattoria ci sono moltissimi piatti con gli asparagi oggi e ce ne preparerei 3. Allora, appunto, come hai detto te, siamo entrati nella primavera e la natura ci offre questo prodotto che è fantastico in cucina. Faremo un paio di antipastini e un primo piatto. Con gli asparagi noi siamo in una zona molto buona, molto votata, infatti ci abbiamo vicino Cima d'Olmo, Badoere e Bassano, ovvero che sono 2 IGP e un DOP, e quindi abbiamo un prodotto anche qualitativamente molto alto. Faremo un antipastino semplice con l'asparago bollito e faremo una capresina mimosa fatta con la mozzarella di bufala, l'asparago bollito, un po' di tuorlo d'uovo grattato sopra e un po' di basilico e condita semplicemente con un filo d'olio e limone. Poi con l'asparago crudo invece faremo un'insalatina di asparagi e gamberoni a vapore conditi sempre con un po' di olio, limone e prezzemolo. E alla fine con gli scarti, diciamo, dell'asparago faremo delle tagliatelline con un po' di prosciutto crudo e asparagi appena scottati e spadellati. Allora, ecco l'asparago, quando lo peliamo l'importante è tenerlo sopra una base, così non andiamo a rischio che si rompa e così abbiamo l'asparago bello intero. Lo tagliamo a misura. Prepariamo il fondo che ci servirà dopo per spadellare le tagliatelline. Questa passione mi è nata fin da piccolo. Io ho cominciato circa 38 anni fa, anzi 38 anni fa con questo lavoro. Sono di scuola trevigiana, proprio ho cominciato i miei primi anni di cucina al Tulà di Treviso, quando nel periodo negli anni 80 era uno dei marchi di cucina veneta più prestigiosi in Italia e anche oltre l'Italia. E da lì è stato un susseguirsi di tappe in giro per l'Italia, all'estero, e dopo sono riapprodato qui nelle zone dove c'è anche la mia famiglia e mi sono innamorato subito di questa osteria veneta che aveva una titolare molto anziana e sono subentrato 22 anni fa esattamente. Un po' di prezzemolo che gli dà gusto e colore e soprattutto un po' di olio buono dei nostri colli di Maser. Allora, mentre prepariamo la capresina di bufala, nel frattempo cuciniamo un po' della parte bassa degli asparagi che abbiamo avanzato, le facciamo croccantini e mettiamo anche a cuocere delle tagliatelline in acqua. È stato un po' un amore a prima vista. Io ho sempre lavorato via da qua, i miei genitori abitano ad Asolo, io ho sempre lavorato via da qua, però ogni volta che venivo a casa per qualche giorno venivo a cena qua alla sera, almeno una volta, perché il locale mi piaceva, quindi c'era una linea sottile che ci legava probabilmente. E dopo un certo punto, quando ho saputo che aveva chiuso, ho conosciuto la vecchia proprietaria che purtroppo ora è morta e abbiamo avuto subito molto feeling nel volerci trasmettere questo testimone impegnativo che è questa osteria. Qui agli asparagi spadellati uniamo un po' di prosciutto crudo, lo facciamo rosolare leggermente. Sì, molto vecchia, più di 100 anni, era un ritrovo, c'erano il gioco delle bocce qua dietro una volta, una casa proprio che la vedi, fatta a pezzi, c'è il blocco centrale, infatti ci sono vari pavimenti, man mano che la famiglia aveva soldi da ingrandirsi si ingrandiva ed è continuato nella tradizione appunto di osteria, di punto di ritrovo per la comunità in questa parte bassa tra Caerano e Maser. Era una rivendita c'è una vecchia foto di liquori coloniali con l'insegna sopra la casa così, e quindi insomma è una tradizione che spero di riuscire a portare avanti il più possibile.